Ce lo ricordiamo tutti l'ospedale da campo regalato dall'Emiro del Qatar alla Regione Veneto? Era l'8 aprile 2020 e iniziava allora la storia incredibile dell'ospedale del Qatar, una tensostruttura composta da 4 tende di 40 metri per 80, 2 tende da 10 per 60, una tenda di 10 metri per 80, donata appunto da un emiro del Qatar al nostro paese. Era in realtà una delle due strutture donate, una arriverà in Veneto e l'altra in Basilicata, con una piccola differenza: mentre la tensostruttura donata alla regione Basilicata è poi diventata un centro vaccinale, il megatendone donato al Veneto e che il presidente della giunta regionale Luca Zaia aveva promesso sarebbe diventato un luxury hospital, così l'aveva definito, è rimasto poi sostanzialmente inutilizzato. La tensostruttura infatti è stata allestita nell'area del Covid Hospital di Schiavonia, l'ospedale della Bassa Padovana, però una volta montate le tende non è più arrivato il resto, neanche la pavimentazione, e quindi figuriamoci i letti sanitari per i pazienti. Insomma, altro che Luxury Hospital. Nell'estate di quest'anno, l'ultima volta che se ne è parlato è stato in occasione di una polemica tra la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Erika Baldin, che aveva presentato un'interrogazione alla giunta regionale, e un esponente della giunta, appunto l'assessore con la delega alla protezione civile Giampaolo Bottaccin. La questione era appunto che fine ha fatto l'ospedale, quali costi ha dovuto sostenere la regione per il montaggio, la manutenzione della struttura e poi l'eventuale smontaggio, perché non si capiva se fosse ancora lì a Schiavonia questo megatendone vuoto oppure se fosse stato smontato, e poi se ci fosse l'intenzione in qualche modo di riutilizzarlo. La regione di contro ha sempre respinto le accuse di spreco di tempo e denaro, evidenziando, sottolineando l'utilità comunque della prova tecnica di montaggio. E l'assessore Bottaccin aveva replicato che vari moduli dell'ospedale da campo erano stati riutilizzati per allestire punti vaccinali in varie parti del Veneto. È una struttura comunque destinata all'attività di protezione civile, e comunque aveva scaricato ogni responsabilità dicendo che l'accordo era stato stipulato tra l'Emiro e un ministro a 5 Stelle, ovvero il ministro degli esteri Di Maio, che avrebbe mandato un ospedale appunto che non poteva dirsi tale. Certo, resta comunque da capire perché Zaia nel 2020 parlasse di Luxury Hospital e soprattutto come mai il tendone analogo donato dal Qatar è arrivato in Basilicata sia poi diventato un centro vaccinale. In ogni caso si torna a parlare sui quotidiani di oggi di questa tensostruttura dell'ospedale da campo donato dal Qatar, ed è una notizia a mio avviso sorprendente o comunque curiosa. La troviamo sul Gazzettino di Padova di oggi, è una breve e quindi te la leggo. Tensostruttura dal Qatar va sfruttata, la proposta targata Lonardi. Chi è Lonardi? È un consigliere comunale della lista Bitonci, quindi della Lega di Padova, e pensa un po', in una interrogazione al sindaco Sergio Giordani chiede di utilizzare la tensostruttura donata appunto l'anno scorso dal Qatar per far con quale scopo propone Lonardi, questo consigliere comunale leghista o comunque della lista Bitonci, dice bisogna usarla per far fronte al sovraffollamento della pediatria. In queste settimane si sta ripresentando un problema che non può attendere nemmeno la costruzione della nuova pediatria. Questa è una tematica di cui si parla spesso nel dibattito cittadino padovano. In ogni caso c'è un sovraffollamento, secondo Lonardi, pressoché continuo del pronto soccorso pediatrico. Decine e decine di piccoli con i loro genitori rimangono ore in attesa di essere visitati o tenuti in osservazione, gli uni accalcati agli altri, e quindi propone di allestire in tempi rapidi, in parte del parcheggio antistante il pronto soccorso, uno dei padiglioni ospedalieri da campo che avevamo ricevuto in omaggio dal Qatar. Insomma, una proposta sorprendente quella del consigliere leghista, se non altro perché è rivolta al sindaco di Padova e non
alla sanità, all'ULSS per esempio Euganea o alla sanità veneta o alla regione competente in materia di sanità e soprattutto la regione che ha nei suoi magazzini le tensostrutture appunto donate dal Qatar. L'esponente della lista Bitonci comunque non è nuovo, ha proposte sorprendenti, è infatti lo stesso consigliere comunale, non so se lo ricordi, ad aver proposto e ad essersi battuto per la introduzione del pianoforte nella stazione dei treni di Padova, una iniziativa che secondo l'esponente leghista doveva servire probabilmente a combattere il degrado, non la classica proposta, ecco, che ci si aspetterebbe dalla Lega per risanare una stazione, un luogo comunque spesso oggetto di polemiche, di critiche, nonché di incursioni dei vari giornalisti, se così li si vuole chiamare, di programmi nazionali televisivi. E insomma, comunque, questa è la proposta del consigliere comunale padovano leghista che sicuramente vuole sorprendere. Stai ascoltando Sveglia Veneto, oggi è il 24 novembre 2021, io sono Jack Calcetto, proseguiamo con la seconda notizia del giorno, che è una polemica frizzante, la troviamo sulle pagine del Corriere del Veneto, andrà tutto bene, Zaia, protagonista della mostra dei bambini sulla pandemia, polemiche social. Di cosa stiamo parlando? Lo capiamo guardando semplicemente la pagina del Corriere del Veneto dove compaiono dei disegni, evidentemente gli autori sono dei bambini, e cosa raffigurano questi disegni? Il presidente della giunta regionale del Veneto che viene rappresentato come anche Superman. E sono i disegni fatti durante la pandemia dai bambini della regione e donati, inviati al presidente della giunta regionale, un vero e proprio Superman che evidentemente ha difeso i bambini e i cittadini del Veneto dalla pandemia Covid. Insomma, il rapporto tra il presidente della regione ed i suoi piccoli fan è già stato oggetto di discussione nel corso dei 2 anni di pandemia. Leggiamo in questa breve sul Corriere del Veneto. Maurizio Crozza ha fatto uno dei perni della sua imitazione, ma in queste ore sui social divampa un vero e proprio dibattito circa l'opportunità che tanti tra i disegni esposti a Padova per la mostra allestita dalla regione, si chiama Andrà tutto bene. Ecco, molti di questi disegni raffigurano proprio il presidente della giunta regionale Luca Zaia e quindi c'è un dibattito sul loro significato sociopolitico. A scatenare questa discussione o questa polemica è il politologo Marco Almagisti, professore dell'Università di Padova, che in un post ha scritto un brevissimo commento. Pubblicando le foto dei disegni dei bambini, scrive Almagisti una dimostrazione pratica di egemonia. Un commento non certo polemico, ma invece uno spunto di riflessione, e Giovanni Diamanti dell'agenzia Quorum ha commentato su Twitter: penso possa aiutare per capire un po' il consenso di Zaia oggi in Veneto. Ecco, dai commenti di questi due intellettuali sarebbe poi scaturita tutta una polemica sui social. Ma noi ci allontaniamo invece dalle polemiche e ci occupiamo, giocoforza, del tema che anche oggi, come nei giorni scorsi e come sicuramente nei prossimi giorni, occupa la gran parte delle pagine dei quotidiani locali e nazionali, che è appunto il tema della pandemia Covid, dell'evoluzione dei contagi e delle misure diciamo restrittive più o meno annunciate dal governo, che comunque verranno definite nel corso dei prossimi giorni. Ma c'è una notizia, ovvero Padova fa da apripista nelle nuove restrizioni. Non è sempre stato così, non è neanche la prima volta che succede, ma il comune, comunque guidato dal sindaco Sergio Giordani, si prepara, o meglio decide l'obbligo di mascherina anche all'aperto in tutto il centro storico. Questa notizia è già stata anticipata nel notiziario serale che pubblico tutte le sere sul canale Telegram di Sveglia Veneto. Lo trovi aprendo l'applicazione di messaggistica Telegram e cercando Sveglia Veneto nella barra di ricerca, ma naturalmente
questa notizia occupa anche le pagine dei quotidiani locali di oggi. E allora leggiamo dal Corriere del Veneto: è stata ufficialmente presa ieri nel pomeriggio questa decisione al termine di una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica a cui hanno partecipato il prefetto, il questore, il sindaco e l'assessore comunale alla sicurezza, ma anche il direttore generale dell'ULSS Euganea e quello dell'azienda ospedaliera. E quindi tra oggi e domani il sindaco Sergio Giordani, come da lui stesso annunciato su tutti i canali social ieri sera, firmerà un'ordinanza che da venerdì prossimo al 31 dicembre reintrodurrà l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto, pena una multa di 400 euro nell'area, attenzione, del centro storico di Padova, delimitata dalle mura trecentesche, quindi l'area diciamo più ristretta del centro storico. Questo è il pezzo di Davide Dattino sul Corriere del Veneto, ma sempre sul Corriere del Veneto troviamo un'altra notizia proprio su questo stesso identico tema: mascherine all'aperto, obbligo a Marostica. Ecco, questo è interessante per due ragioni. La prima, che ci dimostra che ovviamente Padova fa da apripista, come sottolineato dal Corriere del Veneto, ad esempio nel titolo che occupa la prima pagina, ma è anche vero che fa da apripista assieme al piccolo comune, o comunque più piccolo comune di Marostica, nel Vicentino, dove il sindaco Matteo Mozzo ha firmato già ieri mattina un'ordinanza che impone l'uso della mascherina nelle aree pedonali del centro storico della città, cioè all'interno della cinta muraria. Insomma, questo provvedimento entrerà in vigore da sabato prossimo e resterà in vigore fino probabilmente anche qui a tutto il periodo natalizio, così si legge nel pezzo sul Corriere del Veneto. È interessante perché per due ragioni. La prima, che certo Padova fa da apripista, ma lo fa assieme al comune di Marostica, e la seconda che insomma l'amministrazione comunale di questo comune è giunta alle stesse decisioni. Il sindaco alla fine ha preso un provvedimento del tutto analogo, nonostante la differenza chiaramente di popolazione che c'è tra i due comuni, ma anche nonostante il differente orientamento politico. Il sindaco Sergio Giordani è a capo di una amministrazione di centrosinistra, mentre a Marostica il colore politico dell'amministrazione comunale è di segno opposto. Il sindaco è un esponente della Lega, e questo è interessante anche perché, come già è successo più volte nel corso della pandemia, nella Lega non si capisce benissimo quale sia l'orientamento rispetto alle nuove restrizioni, ma la cosa certa è che questo lo leggiamo tra le pagine dei quotidiani Jedi, è in realtà tra le prime pagine una notizia di apertura: da Zaia arriva un no alle mascherine all'aperto. Questo è il titolo, andiamo a leggere un po' meglio perché vediamo che non è esattamente quello che ha detto il presidente Zaia, che difficilmente si esprime diciamo in modo così netto su questioni tanto delicate. E quindi cosa ha detto Zaia? Zaia smentisce con forza di avere sollecitato alle autorità di governo l'introduzione dell'obbligo di mascherine all'aperto. Leggiamo nel pezzo di Filippo Tosatto per Nuova Mattino Tribuna. In questo caso avrei provveduto di persona attraverso un'ordinanza regionale, ha commentato Zaia in relazione alla notizia pubblicata da un quotidiano milanese, e insiste invece affinché siano intensificati i controlli sanitari agli aeroporti e alle frontiere, a cominciare da quella slovena, eccetera eccetera. Insomma, Zaia almeno non sembra essersi espresso esplicitamente contro l'obbligo di mascherine all'aperto, però ha detto di non aver assolutamente ha smentito di aver chiesto al governo l'introduzione di questo obbligo. Ecco, forse qualcuno farà questa domanda al presidente della giunta regionale Luca Zaia. Sarebbe interessante sapere cosa pensa delle ordinanze di Padova, guidata dal centro-sinistra, e di Marostica, guidata invece dal centro-destra, ordinanze che prevedono proprio l'introduzione dell'obbligo della mascherina all'aperto, quantomeno nel centro storico. Bisogna poi parlare rapidamente del problema che era il titolo della puntata di ieri di questo podcast Sveglia Veneto. Stiamo parlando del problema del tracciamento, il tracciamento dei soggetti venuti a contatto con il Covid, e tracciamento che è, come abbiamo visto appunto nella puntata di ieri, completamente KO. Allora c'è una spiegazione, o comunque il punto di vista dei sindacati,
regionali del Veneto, che spiegano che i motivi principali per cui il tracciamento è saltato vanno ricercati nel personale addetto, che è ridotto, e nel cambio di cooperative. Insomma, se il tracciamento non funziona è perché le strutture sono state smobilitate per favorire il fronte vaccinale. I dati sono comunque impressionanti, perché in 2 settimane sono quasi 1500 i soggetti positivi sfuggiti alla rete. In Veneto la situazione è complessa dal punto di vista dei numeri del personale. Questa è la posizione di Ivan Bernini, segretario regionale della CGIL Funzione Pubblica. Durante la pandemia ci sono state assunzioni, ma partivamo talmente bassi che la situazione è ancora deficitaria. E appunto le strutture che si occupano di tamponi e tracciamento sono state un po' smobilitate per dirottare risorse sul fronte vaccinale. Insomma, il personale è insufficiente per gestire il settore, erano stati fatti contratti da precari poi ritirati. È ovvio che quindi adesso ci troviamo a pagare qualche conseguenza, e che conseguenza. Torna alla carica il professor Crisanti, il microbiologo dell'Università di Padova, che riprende una sua battaglia ormai classica: tamponi rapidi inaffidabili, lo dissi in tempi non sospetti. E qui diciamo il riferimento è a uno studio, o meglio a una dichiarazione forse di Sergio Abrignani, immunologo dell'Università Statale di Milano e componente del Comitato Tecnico Scientifico, secondo il quale il tampone antigenico sarebbe sensibile al 60-65% contro il 99% del molecolare. Significa che un terzo degli infetti non vengono intercettati, ha detto il Corriere della Sera. E naturalmente non si è fatta aspettare la dichiarazione di Andrea Crisanti, che dice: i tamponi rapidi hanno una sensibilità molto bassa e non vanno bene per questo tipo di tracciamento. Io l'ho sempre detto, per il bene della comunità. Hanno dei campi di applicazione che non sono quelli di ora, non vanno usati per sorveglianza del personale sanitario e come lasciapassare sociale, cioè per ottenere il Green Pass. Ovviamente Crisanti non nasconde la sua preoccupazione per l'alto numero di positivi sfuggiti al tracciamento nelle ultime 2 settimane. Ricordiamo 1433 soggetti positivi sfuggiti al tracciamento, e fa una sottolineatura che trovo molto interessante, e cioè dice: tra vaccini, tracciamento e sorveglianza sul territorio è un momento molto particolare. È un problema però che riguarda tutta l'Italia, tutto il paese, dico io, tutto il mondo in realtà, ma quantomeno bisognerebbe ragionare in termini di sistema paese, dice Crisanti. Il tracciamento deve essere unitario, con regole codificate e condivise. Invece le regioni hanno fatto ognuna a modo proprio e senza mai essere supportate dagli investimenti che questo ambito meriterebbe. Insomma, quindi, se siamo inefficaci nella lotta contro il Covid, Crisanti individua 2 principali problemi. Da un lato la mancanza di una regia nazionale e un ruolo troppo spinto delle regioni, che ognuna fa a modo suo, e poi soprattutto la cronica, ma in questo caso anche diciamo in emergenza, mancanza di investimenti per l'ambito sanitario. Chiudiamo veramente in modo rapido con delle notizie flash. Sono notizie di cronaca. La prima, cronaca o comunque attualità che confina nella politica, almeno con la prima notizia che arriva da Treviso. La leggiamo sul Corriere del Veneto. Pare sia già finita la nuova stagione delle ronde a Treviso nel Terraglio, perché il dietrofront del sindaco, il leghista Bortolato, dopo un incontro col prefetto, dice appunto stop alle ronde, fidiamoci delle forze dell'ordine. E quindi questo potrebbe chiudere la polemica sollevata dal Partito Democratico dopo la ronda che si era svolta qualche sera fa al Terraglio. Non si era capito se i partecipanti fossero armati o meno, circostanza comunque smentita dagli organizzatori della ronda. Il sindaco, comunque leghista, prova a mettere il punto su questa vicenda. C'è una notizia invece di pura cronaca che occupa la stessa pagina del Corriere del Veneto: professore universitario pestato e ricattato dall'amante. Un vero e proprio incubo, perché per questo professore universitario, questo docente vittima dei suoi vizi, parrebbe in particolare quello di sniffare cocaina, così scrive Alberto Zorzi nel suo pezzo per il Corriere.
quel pusher kosovaro che per anni lo aveva rifornito di polvere bianca e che da un certo punto in poi ne era diventato anche l'amante, si è infatti rapidamente trasformato nel suo ricattatore. La storia poi prosegue per chi la volesse approfondire. E poi invece c'è la notizia di una donna che è riuscita a disarmare il marito che minacciava con la pistola lei e anche i figli. E insomma, era anche non proprio lucido, si era svegliato con i postumi della sbornia, quest'uomo a Sovizzo in provincia di Vicenza, e tutt'altro che lucido ha impugnato la beretta che aveva in casa, arma nemmeno denunciata, l'ha puntata senza apparentemente una valida ragione contro moglie e figli, ammesso che ci possa essere una valida ragione per puntare un'arma contro i propri cari, e comunque in ogni caso la donna è riuscita a disarmarlo e attualmente l'uomo sarebbe arrestato. Il pezzo è di Benedetta Centin, sempre per il Corriere del Veneto, se si volesse approfondire. E l'ultima notizia riguarda invece lo smantellamento comunque il duro colpo inferto, diciamo, dalle forze dell'ordine, come si dice in questi casi, a una rete di non saprei come definirli, leggiamo la notizia: obbligano le giovani a prostituirsi, 8 in carcere, c'è pure una donna. Tra gli arrestati dalla polizia anche gli autisti delle ragazze, si cercano ancora 7 complici. Quindi qua si parla di prostituzione, si parla di sfruttamento della prostituzione e di un sistema che appunto portava le donne che si prostituivano a domicilio dei clienti. Per oggi direi che è tutto. Hai ascoltato Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Ti ricordo, da lunedì a venerdì trovi la rassegna stampa letta da Jack Calcetto, il sabato una puntata speciale dedicata all'approfondimento dei temi del territorio con ospiti e voci appunto dalla regione Veneto e non solo. Oggi è il 24 novembre 2021, è mercoledì, buona giornata.